Tifosi del Napoli. Tenetevi forte perché quello che sta succedendo a Torino è l'ennesimo capitolo che dimostra come il mercato calcistico possa trasformarsi in un vero e proprio campo minato. E questa volta la Juventus sta affrontando un caso che ricorda molto la situazione di Victor Osimhen qui nel Sud Italia. Stiamo parlando di Dusan Vlahović, attaccante serbo che è costato una fortuna alla vecchia signora. Ben 80 milioni di euro solo 3 anni fa, e che ora blocca tutti i movimenti del club sul mercato. Prima di spiegarti come questo possa avere un impatto non solo sulla Juventus, ma anche sul Napoli e persino su nomi come Jonathan David e Kolo Muani, metti un like. Iscriviti al canale e attiva il campanellino, perché qui riceverai tutto in anteprima, con analisi complete e informazioni precise sul calcio italiano. Andiamo dietro le quinte. Vlahović ha ancora un anno di contratto con la Juventus, ma il suo stipendio astronomico di 12 milioni di euro a stagione è diventato un peso finanziario per la dirigenza bianconera, che ha già segnalato di volersene sbarazzare il prima possibile. L'idea della Juve sarebbe quella di venderlo per almeno 25 milioni, nonostante abbia investito 70 milioni in 3 anni fiscali, più 10 in bonus. Ma la situazione si è complicata perché il giocatore non vuole andarsene adesso. Vlahović preferisce aspettare che il contratto scada e poi decidere liberamente dove giocare, il che ha bloccato completamente le trattative e irritato la dirigenza. Inoltre, dietro le quinte, si parla già di una misura estrema: escludere il giocatore dalla rosa se insiste nel non collaborare. E c'è di più, l'impasse con Vlahović sta bloccando l'arrivo di nuovi attaccanti, in particolare Jonathan David, che attende l'esito per sapere se firmerà con la Juventus o cercherà un'altra destinazione. Inoltre, questa indecisione potrebbe anche ostacolare la permanenza di Randal Kolo Muani, che era stato preso in considerazione in operazioni incrociate, ma che ora rischia di entrare in una fase di stallo. Il Milan, che a un certo punto era stato preso in considerazione come destinazione per Vlahović, ha già rinunciato. E il Fenerbahce, nonostante le sì dell'allenatore José Mourinho, non interessa al giocatore, che desidera continuare a giocare in un campionato più prestigioso. Ed è qui che il parallelo con Osimhen diventa inevitabile: 2 attaccanti di peso, con stipendi altissimi, che sono al centro di una rete di trattative e aspettative. Mentre il Napoli spera che Osimhen dia il sì all'Al Hilal per liberare Darwin Núñez o un altro acquisto importante, la Juventus deve risolvere il caso Vlahović per sbloccare tutta la pianificazione offensiva. Una mossa da una parte può influenzare l'altra, e l'intero mercato europeo ha gli occhi puntati su ciò che accadrà nelle prossime settimane. La pressione è alta e le decisioni ora saranno cruciali. E ora, tifoso azzurro, voglio sapere la tua opinione. Credi che la Juventus riuscirà a vendere Vlahović in tempo? Pensi che il Napoli debba agire rapidamente e approfittare di questa lentezza della Juve per chiudere con nomi come Jonathan David o anche Kolo Muani, se entreranno nel mercato? E ancora, cosa fareste se foste il presidente di fronte a una situazione come questa? Commentate qui sotto e discutiamone insieme. E naturalmente, se vi è piaciuta questa analisi strategica dietro le quinte, lasciate un super grazie, perché questo rafforza molto il canale e garantisce che continueremo a portare tutte le informazioni più interessanti sul nostro Napoli, ma anche su ciò che accade dietro le quinte dei nostri rivali. Forza, tifosi azzurri!